Sono Fulvio Sperduto, sono il presidente dell'Associazione Italiana Formatori per la delegazione della Lombardia. Perché iscriversi in AIF? È una domanda che mi fanno fondamentalmente tutte le persone con le quali ho a che fare mano a mano che dal punto di vista professionale e non gli racconto che cos'è l'associazione. E la cosa più bella e più importante che evidenzio è l'Associazione Italiana Formatori non è solo l'associazione per i formatori. Dice, ma allora si si iscrive in AIF per apprendere, per essere formati in tema delle più disparate tematiche, appunto, e non solo solo perché sei già formatore. Quello poi è un altro discorso e lo affronto tra qualche secondo, ma iscriversi in AIF vuol dire aprire la mente, vuol dire uscire fuori dalla propria attività mentale, pratica, lavorativa e affrontare e ascoltare tematiche diverse rispetto a quelle che invece il mondo del lavoro ci impone, giustamente anche per essere sempre più bravi e determinati. Quindi l'invito è proprio a essere piano piano anche dei protagonisti con le vostre idee, con le vostre iniziative, aderendo poi a tutto ciò che fa programma, che fa effetto dal punto di vista proprio lavorativo da parte delle singole delegazioni sul territorio regionale. Questo è il motivo fondamentale per cui secondo me vale la pena veramente iscriversi in AIF. Il convegno dell'Associazione Italiana Formatori, del 30° convegno dell'Associazione Italiana Formatori, oggi è partito, ieri con un prologo, oggi con la vera e propria giornata e seguirà anche domani, su un tema fondamentale che si è voluto anche parafrasare con l'intervento e l'ambito medico: la formazione staminale, le competenze staminali più che altro. Di competenze ne sentiamo parlare tutti quanti noi che siamo all'interno di un'organizzazione. Le competenze sono sicuramente necessarie perché abbiamo bisogno quotidianamente di qualcuno che ci può dare una mano d'aiuto a risolvere qualche cosa, qualche esigenza, qualche necessità che abbiamo all'interno della nostra vita, personale, professionale e non. Bene, allora sulle competenze staminali si è voluto proprio basare il convegno di quest'anno dell'AIF, dell'associazione, proprio per far sì che ognuno di noi venga qui ad ascoltare anche quali sono gli spunti per imparare, per apprendere, per coltivare anche le proprie competenze e anche apprenderne nuove e metterle in pratica per il prossimo futuro, non necessariamente solo per l'attualità. Io vi racconto solo questo: sono in Associazione Italiana Formatori da 12 anni e non ho perso un convegno nazionale. E perché per me è sicuramente il momento più importante di tutta la vita associativa, che comunque è composta da tanti eventi durante l'anno, ma il convegno nazionale, 2 o 3 giorni, sono sicuramente impegnativi, ma sono quei momenti, mi hanno sempre dato quei momenti che ho portato a casa tante di quelle idee nuove da mettere in pratica, e lo ribadisco sempre, non solo sotto l'aspetto professionale ma anche sotto l'aspetto umano, personale, dall'indomani. Quindi essere presenti al convegno significa essere ancora una volta protagonisti, e poi mettiamola proprio come si deve, significa anche tirarsi fuori 3 giorni dal proprio ambiente lavorativo, che ogni tanto fa veramente bene. Curo da 3 anni una importante sezione che è il Gran Premio dell'Eccellenza della Formazione, Premio Adriano Olivetti. Per noi questo è un elemento essenziale per far sì che le persone e le aziende presentino più progetti formativi possibili per farsi conoscere sul territorio nazionale. Quindi questo è un vero e proprio spot pubblicitario verso questo premio. Vi invito ad andare sul sito e vedere le modalità con cui presentare anche il vostro progetto formativo, e per essere presenti poi alle giurie ed anche quindi alla giornata di premiazione. La prossima si terrà il 22 marzo del 2019 a Milano per la 4ª edizione del premio. Ci sono 8 categorie
professionali per le quali partecipare, quindi sul sito sono elencate, non sto qui a dirvele. Ideate un progetto formativo che è già stato sperimentato, che ha già avuto una buona adesione, soprattutto appunto sul campo, e dopodiché presentatelo, che noi faremo in modo di farvelo conoscere sull'intera nazione attraverso le delegazioni nazionali dell'AIF.